Ci troviamo a Gangi in Contrada Magione. Questo è un bel campo di Maiorca, grano tenero, che sta crescendo, diciamo, e farà, speriamo, un bel po' di grano per fare i biscotti. Con la Maiorca si facevano i biscotti. Ci regalerà una farina con un basso indice di glutine e poi faremo, siamo in biologico, quindi non ci sono sostanze chimiche, e poi faremo la molitura a pietra per non perdere l'aspetto nutrizionale. Perché è importante valorizzare i grani antichi siciliani? Innanzitutto io posso riutilizzare il seme, quindi non dipendo dalle multinazionali per il seme. Poi a livello, diciamo, salutistico, quando vado a mangiare i grani antichi, le farine di grani antichi, tutti trasformati, non solo, diciamo, il pane, la pasta, i biscotti, quando le vado a mangiare vado a riprodurre il giusto cortisolo per il corpo umano, quindi riattiva tutte le difese immunitarie. Quindi sono delle cose, diciamo, che ci sono sempre state, però purtroppo si stanno lasciando altre cose, però, diciamo, io non ci sto a questi giochetti di lasciare la nostra identità e la nostra, diciamo, il nostro cibo buono. Quante sono le tipologie di grani antichi? Erano più di 200 queste tipologie, sono rimasti circa 52 che sono conservate nell'Istituto di Granicoltura di Caltagirone. Io coltivo la Maiorca e il nero delle Madonie, che è praticamente un marchio che è registrato, è una varietà che non è catalogata nei 52. Ma l'importante è che siano biologici e non modificati geneticamente. Ma quanto lavoro c'è dietro? Ecco, si inizia come? Si inizia, diciamo, io sono stato avvantaggiato perché sono contadino, quindi già salivo sul trattore a coltivare, e al posto di coltivare prodotti che non buoni per l'alimentazione ho deciso di coltivare i grani antichi. E quindi a circa 10 anni che lavoro con i grani antichi, è una bella esperienza, e quando ti chiamano e vogliono vedere il campo oppure dove fai la farina, quindi sono disponibile, non ci sono scheletri nell'armadio. Quando inizia la semina? La semina qua in montagna è a novembre, la facciamo. Poi a luglio, i primi luglio, metà luglio, viene fatta la trebbiatura. La trebbiatura è importante farla con meno umidità possibile, quindi non ci deve essere umidità nel grano, perché poi nella conservazione non uso chimica, quindi deve essere fatto quando c'è caldo. Tu hai realizzato il tuo sogno di chiudere tutta la filiera? Sì, ho chiuso la filiera realizzando un mulino a pietra, quindi non perdendo l'aspetto nutrizionale del grano, e poi un piccolo forno per realizzare dei biscotti e il pane, diciamo, come si faceva una volta. Ho due tipi di grani antichi e cambia infatti il colore e la forma, se si vede. Uno è praticamente il grano tenero Maiorca, sempre siciliano, e questo invece è il Perciasacchi, è sempre un grano antico. Questo è il grano tenero e questo invece è il grano duro. E il grano tenero si può utilizzare per fare i dolci, si usava per fare i dolci con la Maiorca, e pure le ostie, diciamo, c'erano pure delle forme per fare le ostie. Il grano duro lo possiamo usare sia per fare la pasta e il pane. Viene pulito prima che c'è qualche impurità, e poi una volta pulito viene molito. La molitura è a pietra, è importante perché la farina non riscalda e non perde l'aspetto nutrizionale. Questa è la pietra di sotto, sta ferma, e quella di sopra gira. Mettiamo in funzione allora il mulino. Sì, accendiamo il mulino e faremo la farina di grani antichi. Passiamo alla pietra. Già arriva l'odore della farina. C'è la farina tipo 1, meno gusto. Invece esce nel grano duro la semola, e qua è la crusca più grossa. Si capisce che la molita a pietra, praticamente prendendo la farina, quando è come la sabbia è molita a pietra. Invece quando senti che fai così, questo gesto è come il borotalco, quella è farina 0 o 00. A pietra è importantissimo perché la farina non supera i 40 gradi e non va a perdere l'aspetto nutrizionale.
quindi invece un mulino a cilindri supera i 40 gradi, anche se ci andiamo a mettere un grano buono, già con la temperatura alta perde molte sostanze. La soddisfazione è che non perdi la tua dignità come contadino e innanzitutto me le mangio io queste cose che ritengo sono giuste e buone, e poi dai la possibilità, perché se uno li vuole mangiare e non ci sono in commercio, dico, rimane una cosa teorica. Ecco, ma il sapore, forse non siamo più abituati neanche a quel gusto. È diverso sia il sapore che il colore. Il colore è intanto più scuro, è la pasta integrale, quindi l'integrale non è una cosa che va tramandato oppure deve mangiare chi fa dieta oppure chi ha problemi di alimentazione. L'integrale fa bene una piccola percentuale a tutti e quindi è scura la pasta integrale, invece quella diciamo commerciale è giallo oro. Cosa provi quando vieni qui e vedi questo campo? Qui, quando vengo qui mi torna il sorriso e mi dimentico tutte queste lotte che per me sono giuste e mi sento già vittorioso, perché dico, ci sono molta gente che le apprezza e le cerca e li trova. Mi trova a me col prodotto già pronto e finito. Ai giovani che messaggio vuoi lanciare? Di copiare queste, non ci sono segreti, e di far ritornare la Sicilia come granaio d'Italia, non teorico ma pratico. Ecco, perché una volta la Sicilia esportava il proprio grano. La Sicilia diciamo, lo esportava, diciamo, era il granaio d'Italia e quindi si coltivava tante varietà di grano e tutti i grani antichi. Naturalmente bisogna fare la rotazione anche in questi campi? Sì, non usando sostanze chimiche, che io nemmeno quella consentita nel biologico, e faccio la rotazione. Praticamente nel campo di grano il prossimo anno metterò la sulla, che è un foraggio per fare il fieno, l'alimentazione per gli animali.